Un anno è passato dalla dichiarazione dello stato di emergenza in seguito alle prime evidenze della presenza del Covid in Italia. In questi 12 mesi oltre 300.000 veneti sono risultati positivi al coronavirus e quasi 9.000 hanno perso la vita a causa del nemico subdolo e silenzioso. Oggi peraltro vi ricordo che la data, tutti stiamo pensando al 21 febbraio dell'anno, ma oggi è quella della dichiarazione dello stato di emergenza, quindi un anno dalla dichiarazione dello stato di emergenza. Se non sbaglio data a memoria era il 28 gennaio, la dichiarazione dello stato di emergenza che ha aperto le porte poi a tutto quello che ne è derivato. I tempi sono maturi per la riapertura delle scuole, con tutti i rischi del caso. Stiamo seguendo con puntualità e anche con una certa preoccupazione il tema della ripartenza della scuola, perché comunque è movimentazione non indifferente di studenti e quindi di conseguenza interessa una parte della popolazione importante, dietro sono le famiglie, le frequentazioni eccetera. È innegabile che la letteratura scientifica internazionale dimostri in molti casi una correlazione tra l'apertura delle scuole e gli incrementi delle curve di contagio. Non ne facciamo una tragedia, però è bene sapere che ci portiamo in pancia sicuramente un livello di rischio maggiore. Per quanto riguarda i vaccini, dalla metà di febbraio si partirà con la somministrazione delle dosi agli ultraottantenni, mentre entro una settimana la Regione arriverà a coprire tutti i richiami delle prime dosi somministrate dall'inizio della campagna vaccinale.